Per il quarto anno consecutivo il Centro Studi Piemontesi di Torino pubblica, in occasione delle festività natalizie, un libretto, ma il diminutivo è soltanto d'obbligo per le dimensioni, non certo per i contenuti. Un libretto antologico che raccoglie una serie di componimenti natalizi o comunque relativi alle festività natalizie e dell'anno nuovo, di autori piemontesi che vanno dalla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, ai giorni nostri. Quest'anno è toccato a me l'onore e il piacere di scegliere i testi in questione, di anteporre una breve presentazione e di scegliere il titolo dell'opera, che è "E alla fin il bambin arriva", ricordando come il bambino sia ovviamente Gesù bambino. E l'antologia si apre con una brevissima citazione di alcuni versi di Renzo Gandolfo, tra i fondatori del Centro Studi Piemontesi. Dopodiché abbiamo una raccolta di 22 poeti, ciascuno presente con una sola opera, dei quali la metà circa sono oramai passati tra i più, mentre l'altra metà, poco meno, sono ancora viventi. Perché questa antologia è importante e interessante? Non solo perché ci dà un'idea di quella che è la composizione poetica piemontese riguardante il Natale, ma anche perché ci permette di quasi trasvolare a volo d'uccello su una produzione che ha un argomento comune, il Natale, ma attraverso, in modo diacronico, attraverso una serie di anni che vanno appunto dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni. In questo modo noi possiamo anche vedere come il tema del Natale sia scandito in modo differente tra gli autori di un tempo. Il Natale era occasione in poesia o per scenette pietose, dolorose, elegiache, oppure al contrario per quadretti spiritosi, allegri, a volte anche parodistici. E di questo abbiamo parecchi esempi, tra cui Luigi Armando Olivero, ma lo stesso Nino Costa minore e Pinin Pacotte. Arrivando al pieno Novecento e ai giorni nostri, vediamo come il tema del Natale offra una visione diversa ai poeti in piemontese. Non è più il momento in cui si racconti la tristezza dei poveri bambini privati dei doni o al contrario l'allegria di chi vedeva nel Natale l'occasione per una festa e per uscire anche un po' dai limiti imposti dalle necessità, poter mangiare qualcosa di speciale, poter festeggiare, i bambini potevano stare alzati fino a tardi. Nelle poesie più moderne e soprattutto in quelle a noi contemporanee vediamo come il Natale è lo spunto per riflessioni molto più profonde, molto più intime, a volte di carattere assolutamente personale, a volte invece di carattere più ampiamente politico-civile. Ce ne dà un esempio la poesia di Giovanni Tesio, ce ne dà un esempio la brevissima poesia che chiude l'antologia di Stefania Barbiera, la più giovane anche tra gli autori presenti, in cui il Natale è appunto spunto per una riflessione che va al di là della propria personale esperienza. Speriamo, come già negli anni scorsi, che questo libretto abbia una buona diffusione, perché sempre più persone si rendano conto di come la poesia piemontese non solo ci presenti opere di assoluto rilievo, ma anche si sia trasformata, migliorando, secondo me, il suo atteggiamento, passando da autori più antichi fino ai nostri giorni.